E buongiorno Italia, sono ripartito. Ho la faccia da sonno come sempre. Ma quello che interessa a te, cioè, i pannelli, tutto l'impiantone è stato montato. Bene dai, e allora ritorniamo in patria e il prossimo step sarà il frighetto e il falegname. Oh, ho fatto tipo, non so, 10-15 km, già si percepisce il clima veneto, cazzo, cioè già inizia, no? Tutto il nuvolame e tutto il grigio, no? Vedi, sopra il cielo è celeste, però sotto in fondo vedi il grigio, no? Porca miseria, il Veneto è sempre più vicino, guarda che grigiume ragazzo, porca miseria, aspetta quando arriviamo su. Qui siamo a Bari ragazzi, adesso guarda a destra, ti faccio notare, guarda tutti i condomini, no, che ci sono, e chissà se li vedi perché c'è sta barra qua, e sono praticamente tutti vista mare, no? Cioè uno si sveglia la mattina dal suo bagnetto e c'è la vista mare, forse adesso, guarda qua, vedi? Guarda qua le casettine tipiche, vedi quelle col tetto piatto, che bello! Siamo da Bari direzione Foggia. E insomma Italia, oggi andremo a effettuare una fantastica scoperta. Tutte le mie ricerche su internet portano tutte allo stesso risultato, ossia che il Molise non esiste. Adesso andremo a riverificare meglio questa situazione. All'andata effettivamente non l'abbiamo trovato, c'è stata una specie di varco spazio-temporale che ci ha proiettato direttamente in Puglia. Ora giocando un po' con Google Maps ho messo, cos'è che ho messo? Termoli, una roba del genere, non lo so, comunque un paesino all'interno del Molise, facendo delle ricerche appunto su cosa dovrebbe essere il Molise, dove dovrebbe essere, e andiamo a verificare appunto se esiste oppure no. Guarda l'umare, anzi Ara l'umare, litorale Molfetta. Poi ci sono queste piantagioni di ulivi che sono una cosa fantastica, con tutte queste stradine rosse, no, di terra battuta. Guarda le opuntie che crescono là, vedi che è la pianta del fico, il cactus del fico, ho detto fico con la O. Poi qui in queste terre dovrebbero avere i cinghiali, da cosa l'ho dedotto? Da tutti i cartelli attenzione ai cinghiali. Mancano circa 180 km al presunto Molise, non siamo in autostrada, siamo nella Adriatica, diciamo, no? Dovrebbe essere strada statale 16 questa. Se ho un po' di paura, ti dirò, temo di sparire in qualche varco spazio-temporale, una sorta di triangolo delle Bermuda. Adesso vediamo che succede. Wow, c'hanno l'outlet molto più figo e grande di quello che abbiamo a 90 di Piave. Porca miseria, Puglia Outlet Village, guarda che roba, è per una città, ma non sto scherzando, è veramente enorme, che ho iniziato a riprendere tardi. Secondo me però, poi vabbè, ovviamente non sono io che decido per loro, però tutti questi condomini, no, nel litorale gli rovinano un po' la Puglia, no? Perché non lo so, gli perde di valore, piuttosto ammassateli più tutti in centro e lì lasciatevi un po' di natura, vedrete che il turismo aumenterà ancora di più. Però Italia, aspetta, no, un memo per me più che altro. Allora, dopo aver mangiato la Macedonia in Macedonia, bevuto il Montenegro in Montenegro, cantato Amanda è libera di Albano in Albania, con Giuseppe a Brindisi abbiamo fatto un brindisi con l'amaro. Sì, per carità, io amaro, cos'è che ho preso? Un amaretto di Saronno, che quindi è un po' avrei dovuto prenderlo a Saronno, però vabbè, insomma, avevo voglia di quello, ho bevuto quello. Però comunque il brindisi a Brindisi c'è stato, quindi me la aggiungo nella mia tacchetta delle cose fatte là, quelle cose là. Sì, poi io mi capisco. Guarda una cosa tipica, vedi? Una casetta tipica là. Ma sto CP ha scelto di farmi compagnia qua? Cara, ciao CP! Ragazzo, due cose devi stare attento. Allora, in questa statale potrai trovare di quelle buche che veramente ti distruggono il camper. E dopo, se tu guardi a destra e a sinistra, ci sono tutte le putans nelle parallele alla statale, ma ben organizzate anche, c'hai anche all'ombreone a sdraio, pardesse in spiaggia. Memo, due punti, curiosità, siamo usciti a Foggia Manfredonia, ma ciò non c'entra. Qua al sud si usa a fare la spremuta di melograno, cioè vai nei locali invece la spremuta d'arancia, no, come colazione,
c'è la spremuta di melograno, con scritto che è consigliato berla calda perché ha più effetto. Adesso non so che effetti benefici possa avere, nel senso, scendendo nel particolare, però diciamo una cosa interessante. Non l'ho provata, ho preso una brioche, avevo solo voglia di buttare qualcosa in pancia, mezzogiorno e 20, sarà anche ora di mangiare a qualche parte, però niente, io prima devo vedere sto cacchio di Molise, devo scoprire se esiste mi fermo là. Qua a sinistra, io al culo fuori, guarda la puttana col culo fuori, guarda, yeah, col perizzomone, guarda che roba, porca troia, la faccia un po' a cicciolina, CP, facciamo una sosta pipì qua, guarda com'è figo, guarda com'è tipico Green Park. Non andiamo a visitarlo dentro perché non ho più voglia di vedere le cose abbandonate, però c'era anche un bar abbandonato. Le paleoliche, le paleoliche da vicino, dove sono? Sono sparite? Ah no, sono là, eccola là. Sono enormi, fanno la loro porca figura. Ma Remo, a parte le buche soporifere sta strada, che in questi giorni per colpa delle zanzare non ho dormito niente, c'è il disastro di zanzare lì, una cosa pazzesca, e poi velocissime e hanno un veleno che veramente fa un prurito bestia, molto più alle nostre. CP, siamo in mezzo a tutti questi campi di ulivi, guarda che ulivata unica, guarda i nonni che tira le ulive, guarda che robe tipiche sulle puntine del mondo. Qua a destra c'hai sto famoso, diciamo, Gargano, tutta sta area naturale, sta specie di steppa, no? Con i colli, bellissimo, molto molto bello. E ulivi, un'infinità. Guardati sta puntia che è cresciuta a bordo strada, guarda, è enorme, guarda, quella di fichi, guarda, yeah. E poi sotto gli ulivi, non ho fatto a tempo a riprendere, trovi anche le putans che aspettano all'ombra, cioè è il putans tour sta strada qua. Che poi pensavo una ragione in più perché il Molise effettivamente può non esistere, perché quando dici, non so, una cosa tipica, Abruzzo abruzzese, Veneto veneta, Puglia pugliese, e Molise, cioè capisci, molisese, no, non suona, molisestre, molisettanese, no. Quindi secondo me è così, E curati anche le vallatine tipiche, guarda quanta tipicità. In più guarda, c'è una casa in mattoni, quindi sicuramente è tipica, perché tutto ciò che è in pietra è tipico. Pure la canzone di Albano e faceva Amanda è tipica come una rondine, e quella montagnola immotivata non è tipica secondo te? E cosa dire di quella costruzione indefinita in mezzo agli ulivi? Cioè è tipica anche quella, è estremamente tipica, guarda, con tutti i cactus attorno, cioè estremamente tipica proprio. E quante pale eoliche che ci sono in questi posti, deve essere, sì, è una cosa tipica. Sì, ma curati a destra la punta di quelle montagne, cioè sembrano tipo quelle americane, no? Del Texas, cos'è? Ma che roba, figo, doppiamente tipico. Prima che mi dimentichi, se fai questa strada, no? Ok, quindi tieni più o meno conto da Bari fino alla presunto Molise, fatti gasolio, cioè non trovi distributori di benzina per non so quante decine di chilometri, quindi sta attento. Intanto arati la putans tipica, ciao putans, e arati anche i campi tipici, cioè arati nel senso di guardarli, perché cioè, se li arano loro non è che devi venire qua ad ararli, cioè guardali, cioè, ma percepisci i colori, cioè percepisci la tipicità della storia qua, è bello, Beh, però io adesso mi fermerei a fare una piccolissima pausetta. Guarda che bello di là, controlliamo se è tutto a posto, che non siano rimaste attaccate putans fuori dal camper, che ne so io, non si sa mai, che poi sai, le porti da noi rovinano l'ecosistema, perché cioè tipo la storia delle nutrie, no? Che provenivano dal Sud America, le hanno portate da noi e è venuto fuori il disastro, no? E uguali le putans, bisogna stare attenti. Guarda qua ancora come che gli è fatte, vedi? Gli è fatte così, ciao, e come dice il proverbio, putan se vuoi dei paesi tuoi. Boh, che bello, col mare, guarda, o come dicono i francesi, le mer, cioè non nel senso di, cioè proprio loro dicono così, parlano così, vedi?
Va che bello, bello bello. Cos'è che rovina? Allora, certi tipi di case e devo dire i pali della corrente, se no sarebbe veramente uno spettacolo. Usa un po' di fantasia, no? Cava via tutte le case brutte non tipiche, cava via i pali della corrente e va là che figata, eh? Wow, pinzati la campagna, ara. Qualora dovessi essere rimasto disorientato, pinzati è una variante di ara, arati, guardati, curati, percepisci. E già che ci siamo, collezioniamo. Guarda che culetto questa, là. Ah no, que mutande fuori. Numero uno. Questa addirittura all'ufficio, vedi, si è messa all'ufficio. E sono anche top le putans qua in questa zona. C'ho un'altra putans. Salutassero, vediamo. No, non si gira. Ciao putans. Hai visto che ha salutato? È gentile? Sì, va detto. Toppe e gentili le putans del Gargano. Vediamo queste se hanno la chiappa fuori anche queste. Vediamo. Fa il balletto questa. Ciao putans. Diamo un benvenuto ai nuovi iscritti al canale Le Putans del Mondo. Merito al discorso che avevo già fatto, no? Sull'estero, i nostri panorami, che non abbiamo niente a invidiare a nessuno, questo fai fare pula ciao. Ecco, mi hanno interrotto il discorso, non mi ricordo più, che manderò una lettera di protesta alla pula che mi ha interrotto. Altre putans, saluta, no, non guarda, era impegnata. Là sulle Alpi, non sugli Appennini, nanini, ho una... Ciao putans! No, mi ha fatto così! Ho detto, no, cazzo, il mio era un saluto. Beh, sono simpatici sti posticini, cioè sono molto pittoreschi, no? Vedi? Un'altra putans, bellissimo. Ciao putans! Se per caso stai guardando il video con i bambini, magari ti chiedono, ma papà, cosa sono tutte quelle signorine là, cosa fanno? Stanno aspettando gli autobus, solo che mone de domenica, boh, oddio, non lo so. Allora, geograficamente parlando, già questo dovrebbe essere il Molise. Non ho trovato nessun cartello né all'andata né all'uscita, adesso vediamo di verificare.